Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi lunedì 2 gennaio. Sarebbe di nazionalità rumena la signora il cui corpo è stato trovato senza vita il 20 dicembre scorso nelle acque della laguna sud di Venezia, all'interno del territorio comunale di Chioggia. Era stato recuperato dai militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Chioggia con la Guardia Costiera e i Vigili del Fuoco. La signora abitava a Ponte San Nicolò assieme alla madre e a due figlie di 10 e 16 anni. Ci fornisce queste informazioni un camionista amico del nipote della signora. Non si tratta della signora Greta scomparsa da mesi in Polesine, ma della zia di un mio amico che si era allontanata da casa già da domenica e poi è stata ritrovata martedì senza vita. Secondo il camionista, la signora avrebbe un'età sui 45-50 anni e lavorava in qualche cooperativa di pulizie. Sul profilo del nominativo che ci ha fornito appunto questo signore compare una signora di bell'aspetto, ritratta in diverse foto, in compagnia di due bambine. Apparentemente l'ultimo post pubblicato risalirebbe all'8 dicembre scorso e mostra il compleanno della più piccola delle due bambine. Nello status sentimentale del profilo Facebook indica sposata dal recentissimo 9 ottobre 2022. Sempre secondo il trasportatore che ci ha contattati, la donna sarebbe stata identificata dal fratello la settimana scorsa. Per la rassegna Suoni d'Acqua, il festival diffuso di musica dei territori d'acqua che vede unite le città di Chioggia, Cavarzere, Adria e Noale per la 30ª stagione concertistica nella città di Chioggia, ieri, domenica 1 gennaio, si è tenuto il gran concerto di Capodanno dal titolo Fincian al vino, scelto perché il vino qui è stato inteso come momento per il brindisi e per la festa, come disse il Don Giovanni musicato da Mozart, una delle arie in cui si è esibita l'orchestra sinfonica Gioseffo Zarlino diretta dal maestro Pietro Perini. Oltre alla favolosa e magistrale orchestra si è esibito il coro lirico patavino Giuseppe Verdi. Sala piena al colmo, con la necessità di aggiungere qualche posto per soddisfare tutte le prenotazioni giunte anche online. Un gran successo di pubblico e un alto gradimento per un concerto per il quale sarebbe forse stato necessario un vero teatro, quale il Teatro Astra, che la città sta attendendo da anni e che in alcune occasioni come questa sarebbe provvidenziale. Anche il direttore artistico di Arte Ven, Pierluca Donin, nei giorni scorsi avrebbe avuto la necessità di un teatro con maggior capienza e con le caratteristiche di acustica che contraddistinguono un vero teatro in occasione del concerto Natale per caso dei Neri per caso, gruppo a cappella degli anni 90 che a suo tempo raccolse un grosso successo e che tuttora, con il suo modo tipico di fare musica, riesce a riempire i teatri. Ha riempito anche l'Auditorium San Nicolò, lasciando molte richieste insoddisfatte per mancanza di posti disponibili. Si parla di un altro anno e mezzo per fare le verifiche sugli impianti del Teatro Astra che, ancora nuovi, dopo anni in cui sono rimasti inutilizzati senza controlli, potrebbero riservare pessime sorprese. Un anno e mezzo per fare i dovuti controlli e riprendere in mano e terminare una volta per tutte i lavori. Eccoci, buongiorno. Niente, volevo solamente testimoniare che nonostante tutta la pulizia che è stata fatta in questi anni dalle varie associazioni no profit qui a Pellestrina, qua siamo proprio vicini all'imbarcadero, ma guardate un attimino
la distesa di rifiuti che ci sono ancora, e quindi nonostante tutte le opere di pulizia che sono state fatte nel territorio da parte di associazioni, conosciamo tutti, ma purtroppo in questa zona non è stato fatto molto poco, anzi niente, e quindi pregherei chi guarda questo video, magari se ha la possibilità, di fare un intervento anche in questa zona, perché è veramente messa male. Qua c'è plastica, bottiglie, polistirolo, pezzettini, boe, c'è veramente un po' di tutto, e niente, insomma sarebbe proprio il caso di fare una bella pulizia, ecco, proprio perché il posto è stato veramente lasciato alle incurie per anni, e quindi ha necessità, insomma, di essere salvaguardato anche questo tratto qua, che purtroppo la gente, essendoci tutti scogli, non vanno al mare, però è comunque diventata una discarica a cielo aperto di rifiuti portati dal mare, ovviamente scaricati nei fiumi da chi più ne ha più ne mette. È un peccato, perché guardate quanti esserini meravigliosi che ci sono qua, e hanno anche il loro diritto di vivere nella pulizia, perché il mondo e l'ambiente è di tutti, non è solo nostro. E quindi va bene, concludo così, grazie. Allora, siamo alla Cama, Pescheria Cama, qua ai saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari il pomeriggio o passa approfittato. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima, e al numero WhatsApp 334 6698 158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi evitate qualsiasi tipo di stress. In Veneto, gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco dei Comandi Veneti nella notte di San Silvestro, dalle 20 di sabato 31 alle 8 del 1 gennaio, per incendi riconducibili esclusivamente ai festeggiamenti, sono stati 51, 22 dei quali, il numero più alto, nella provincia di Venezia. La maggior parte di questi interventi ha interessato lo spegnimento di incendi nei cassonetti e nei cumuli di rifiuti. A Chioggia i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per un incendio a un cestino dei rifiuti e a un cassonetto in via Zerlino. In via Zerlino è dovuta intervenire la squadra di Cavarzere, in quanto 2 squadre di Chioggia con la cisterna si sono trovate impegnate nello spegnimento di un incendio a Rosolina Mare, dove sono andati a fuoco più cassonetti situati vicino a un'area verde sulla quale le fiamme si stavano cominciando ad espandere. Tutto sommato quest'anno è andata bene, considerando le situazioni che si sono verificate altrove, a cominciare dal ragazzino di soli 10 anni che a causa di un petardo ha perso la mano, altri che hanno perso le dita, e le centinaia di auto date alle fiamme, un bilancio di circa 200 feriti. Il massimo dell'idiozia si è però manifestato a Kiev, capitale ucraina, da 10 mesi sotto assedio. Qui gli spettacoli pirotecnici sono stati vietati proprio a causa dello stato d'emergenza, agli scoppi ed esplosioni continui e devastanti. Ma un uomo, un 47enne, ha deciso di imbastire un proprio spettacolo pirotecnico personale. Ora rischia 5 anni di reclusione anche per disturbo alla quiete pubblica. Poco dopo lo spettacolo pirotecnico, un'ondata di droni kamikaze è stata lanciata sulla città sotto il suono delle sirene d'allarme. Il parcheggio pubblico alla diga è diviso dalla strada da una duna. Molti fruitori del parcheggio, per abbreviare la strada per andare in direzione diga, hanno preso l'abitudine di passarci sopra tagliando il percorso. Un'abitudine radicata negli anni che ha cambiato l'aspetto della duna. I tanti passi hanno finito con lo scavare un percorso, ma quello che la duna sta rivelando ha tutt'altro che l'aspetto di una duna naturale. Il solco profondo che si è creato camminando ha esposto quello che è l'interno della duna, sotto lo strato d'erba.
Tra la sabbia che la forma ci sono residui che sembrano essere spazzatura. Ci sono pezzi di gomma a piuma, sacchetti di nylon e altri residui a fare corpo unico con la duna, da non fare minimamente supporre che siano capitati lì per sbaglio in un secondo tempo, ma che facciano parte della duna stessa. In poche parole sono apparentemente conglobati nella duna. Probabilmente quando si è voluto creare questa barriera tra il parcheggio e la strada non c'era la stessa attenzione che c'è ora e a certi particolari non si faceva caso. Se tutto fosse rimasto com'era, nessuno si sarebbe accorto di nulla, ma la creazione di quel sentiero che ogni anno si fa più profondo sta rivelando la natura della stessa duna. Molte strade, barriere, terrapieni e altri interventi dell'uomo nascondono spazzatura, ne siamo coscienti, ma vederla tornare alla luce dopo anni in cui era ben nascosta agli occhi di tutti fa pensare. Ci dovrebbe far capire che ci sono materiali che difficilmente la natura riuscirà a riassorbire e che, se non stiamo più attenti e prestiamo maggiore attenzione all'ambiente che ci ospita, finiremo con l'essere circondati e subissati da spazzatura praticamente eterna. Riapre l'Indiga sottomarina, pronta per affrontare l'inverno con il servizio bar, il ristorante e poi pizza, snack e gelati a non finire. All'Indiga troverai ad accoglierti l'ampio parcheggio automatizzato dotato anche di colonnine per la ricarica delle auto elettriche. All'Indiga lo staff ti aspetta per servirti al meglio a partire dalle 7. Per Chioggia Azzurra siamo con Maria Delle Rossetti alla mostra in Calle San Giacomo allo studio G1, primo giorno dell'anno, primo giorno della mostra. È anche tua prima mostra da quanto ho capito. Sì, buonasera a tutti. Sì, questa è la mia prima personale di pittura, la mia prima esperienza, debutto, il mio primo debutto come artista locale, artista proprio in genere, sia di pittura e grafica d'arte. E mi sono laureata lo scorso marzo appunto all'Accademia Belle Arti di Venezia, dove ho conseguito appunto la laurea specialistica in pittura e precedentemente invece ho fatto il triennio di grafica d'arte e incisione, quindi litografia, xilografia. Di cui hai portato due esempi anche in mostra. Sì, 2 stampe a cui sono molto affezionata. Ecco. E qua ti sei sbizzarrita con dei paesaggi montani, ma anche con dei paesaggi, delle atmosfere, tu le hai chiamate? Atmosfere, sì, atmosfere sottomarine e atmosfere sul sentiero che può essere quello di una montagna, di una collina e più che altro anche a livello più un sentiero anche introspettivo, alla ricerca di un'atmosfera, di una quiete interiore, fatta di luci, di riflessi, di colori, tutti molto naturali, come si vede sulla tua mostra. Naturali proprio per sentirmi e sentirsi molto radicati all'interno della natura che vibra, dove tutti noi effettivamente ne facciamo parte e vorrei che arrivasse questo messaggio, proprio questa vibrazione di quiete proprio attraverso l'anima, attraverso i colori. E quindi la scelta è quella appunto di usare i verdi, i neutri, le terre, sì, le terre e poi l'importanza appunto dell'atmosfera della luce che filtra attraverso le montagne o attraverso le nuvole o attraverso l'acqua. Sì, questo è uno degli ultimi miei progetti, anche se non si vede, comunque è un tributo a Chioggia e alla sua laguna, ai suoi fondali e appunto atmosfere sottomarine. Le preparate come si preparavano appunto anche le tavole, appunto una volta con mestica, colla, con tecniche pittoriche abbastanza... Diciamo che qua hai messo in campo tutti i tuoi studi. Sì, ho messo in campo tutti i miei studi anche per avere una tela, un prodotto che possa durare appunto anche nel tempo. E che dia un bel risultato, perché ci sono delle luminosità molto particolari su questi quadri, cioè si vede che la tecnica si ha la conoscenza della tecnica, non è una cosa fatta ad occhio. L'appuntamento con i tuoi, con chi vorrà venire a vedere la tua mostra? Certo, l'appuntamento appunto è da oggi, quindi primo dell'anno, 1 gennaio 2023 fino al 15 gennaio e sarò qua tutte le mattine dalle 11 a mezzogiorno e mezzo e tutti i pomeriggi invece dalle 16 alle 19 fino a sera.
Perfetto, per Aspetto. cui esatto, incuriosiamo gli ascoltatori insomma di Chioggia Azzurra, i followers di Chioggia Azzurra e invitiamoli a venirti a trovare. Sei interessato alle discipline elettriche, elettroniche, alla produzione e progettazione di impianti elettrici, all'automazione, alla robotica industriale e all'impiantistica civile? L'Istituto di Istruzione Superiore Veronesi Marconi presso la sede di Cavarzere presenta l'innovativo e stimolante corso professionale Made in Italy, che propone laboratorio già dal primo anno, stage in azienda dal secondo, approfondendo i temi degli impianti elettrici industriali e robotica, impianti elettrici civili e domotica con la produzione di schede elettroniche. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, lunedì 2 gennaio, è la farmacia Nicolini in Corso del Popolo a Chioggia, vi ringrazio e vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti!